City, centro che verrà realizzato a margine del passante di Mestre, che ha subito suscitato la polemica di alcuni dei comitati ambientalisti presenti questa mattina nella nostra trasmissione TV7 alle 7 condotta da Emiliano Schincaglia e Francesca Costa. Il servizio. Arriva oggi la firma sull'accordo di programma per la realizzazione di Veneto Green City, la più grande operazione immobiliare mai realizzata sul territorio nazionale. L'impresa prevede la realizzazione di una nuova cittadella commerciale su una superficie di 178.500 metri di terreno, un tempo utilizzati per l'agricoltura, oggi trasformati in aree edificabili. Parliamoci chiaro, si tratta di un territorio compromesso già dal punto di vista della logistica, perché stiamo parlando di un terreno che si trova tra l'autostrada e la ferrovia, destinato alla costruzione di capannoni. Io penso che invece aver dato un aspetto completamente diverso, parlare di ricerca, terziario avanzato, io penso si possa dare al territorio una conformazione completamente diversa, con delle possibilità appunto di ricaduta in termini occupazionali. Critici i CAT, i Comitati Ambiente e Territorio, su diversi punti chiave dell'operazione, che ha già ricevuto il via libera dei due comuni di Pianiga e Dolo, della provincia di Venezia e della regione, che ne ufficializza oggi l'accordo. Con la nuova cittadella, secondo i CAT, ad aumentare saranno, oltre ai livelli di smog, il rischio di malattie e quello idraulico, già accertato peraltro dalle autorità competenti. Diciamo che bisogna assolutamente fermare il consumo di suolo. Il Veneto è la regione d'Italia, la seconda regione d'Italia più cementificata, con l'11,2% della superficie compromessa dal cemento e dall'asfalto. Il risultato sono le alluvioni che abbiamo visto alla fine dell'anno scorso e comunque anche le precedenti. A dettare legge, sostengono gli oppositori, gli interessi economici di due grandi cordate, dove a figurare sono i nomi delle imprese leader nel settore dell'edilizia privata regionale. Quello che si sta sviluppando in Veneto è un processo di colonizzazione del territorio, cioè grandi infrastrutture di carattere autostradale, e intorno i terreni agricoli vengono trasformati, come nel caso di Veneto City, in grandi centri direzionali, commerciali. E cambiamo ora argomento, revisione del piano d'ambito da parte del lato Verona.